Va ora in onda Calcio Parlando. Se non fosse solo una partita, ti direi che così è la vita. Cerchi un ruolo che ti vada bene, cerchi un luogo dove stare insieme. C'è un mistero nella stoffa del campione, volgere lo sguardo per far girare l'azione. Capitano, alzati, dammi la mano, se cadiamo insieme ci rialziamo. Quando scendi in campo, se ti tremano le gambe, ricorda tu chi sei, che così diventi grande. Ricorda la fatica. Buon pomeriggio a tutti ascoltatori, radioascoltatori di Radio Padania Libera, puntata numero 475 di Calcio Parlando. Chi vi parla è Graziano Campi, coadiuvato in studio dalla regia di Vincent Di Maio. Ricordo per chi volesse partecipare e parlare con noi insieme della giornata sportiva calcistica di oggi, che ci trova al numero 0266 20 35 29 0266 20 35 29. Andiamo subito a vedere quella che sono stati i risultati della giornata di calcio che non si è ancora conclusa. Siamo ancora in attesa di un paio di partite che dovrebbero andare ad essere disputate nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ricordo che Torino e Empoli giocheranno per effetto di una serie di posticipi piuttosto cervellotici nella giornata di mercoledì prossimo. In principio era previsto che si sarebbe dovuto giocare oggi, poi giustamente per ricordare quelli che sono state le vittime della tragedia di Superga del 4 maggio di molti anni fa, si è deciso di non far giocare il Torino in questa giornata. Il posticipo era previsto quindi per martedì, poi la Juventus è andata in semifinale di Coppa Campioni e quindi per motivi di sicurezza si è scelto di spostare la gara del Torino contro l'Empoli a mercoledì prossimo. Partita che invece verrà giocata oggi senza alcun tipo di problema dovrebbe essere Parma-Cagliari, con i sardi che saranno impegnati in una sfida che ha il sapore di un dentro e fuori per loro. Il Parma è già retrocesso matematicamente, mentre per quanto riguarda il Cagliari una vittoria potrebbe portarla a inseguire ancora una volta l'Atalanta per cercare di ottenere una salvezza che sembra comunque insperata. Andiamo comunque a ricordare quelli che sono stati i risultati della giornata numero 34 della Serie A. Nella giornata di sabato 2 maggio si è giocata Sampdoria e Juventus 0-1, vittoria dei bianconeri con gol di Vidal che ha sancito lo scudetto per i giocatori guidati da Massimiliano Allegri. Parleremo più tardi di quella che è la polemica legata al numero di scudetti. C'è chi dice 33, c'è chi dice 31, ognuno insomma ha un po' il suo punto di vista. Continuando, nella giornata di sabato sera invece Sassuolo-Palermo è terminata 0-0. Domenica 3 maggio invece si sono giocate altre partite. Roma-Genoa 2-0 per i giallorossi contro un Genoa che ha mancato il sorpasso ai danni dei cugini della Sampdoria. Verona-Udinese 0-1, vittoria dei friulani, con due squadre che praticamente non hanno più nulla da dire alla classifica del campionato. Quindi Fiorentina-Cesena 3-1, risultato che sancisce praticamente la retrocessione del Cesena. Inter-Chievo 0-0, una partita molto 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 noiosa che ha confermato quelli che sono i limiti dell'Inter quest'anno. Atalanta-Lazio 1-1 con i biancocelesti che sono stati sorpassati dalla Roma per effetto della vittoria dei giallorossi contro il Genoa di cui abbiamo parlato in precedenza, e un pareggio che all'Atalanta di Reia sta abbastanza stretto in ottica salvezza.
ha chiuso la giornata ieri sera un Napoli scintillante che ha battuto il Milan 3-0, andando a segnare praticamente 3 reti in 6 minuti, dal 70° in poi, dopo che praticamente soli 40 secondi il Milan si è trovato in 10 per l'espulsione di De Sciglio, espulsione che ha fatto un po' discutere perché non si sa, bisogna capire se era a termini di regolamento, se è stata affrettata. L'arbitro Mazzoleni comunque ha fatto una buona partita. Andiamo comunque a salutare quello che è il nostro collaboratore, il nostro compagno di viaggio in questa avventura, che è rientrato dalla Colombia da poco. Si tratta di una persona che qualcuno di voi magari conosce già, si chiama Daniele Amadasi. Ci sei? Ciao Graziano, assolutamente, sì. Era entrato in Padania dopo 40 giorni in Sud America, per cui già sul pezzo, fuso orario a parte. Fuso orario a parte. Allora la domanda che tutti i nostri ascoltatori si fanno è: come sono le colombiane? Più basse e più formose. Mi fermo qua perché sennò mia moglie magari avrebbe da ridire. Perfetto, allora tu sei più preparato di me perché io in questi giorni mi sono dedicato ai festeggiamenti, sono addormentato un po' in giro. Allora ti chiedo, partiamo subito dalla polemica che è fresca, perché Marotta ha sottolineato come gli scudetti della Juventus siano 33, Malagò a stretto giro di posta gli ha risposto: no, complimenti, ma sono 31. Marotta di nuovo ha replicato: i nostri avvocati stanno lavorando per ristabilire quella che è la verità. Vuoi una risposta da me? Certo, prenditi la responsabilità, sei tu il capo. Ma secondo me è un pensiero che ho da qualche anno dalle vicende di Calciopoli. La verità non è né nei 33 né nei 31, secondo me la verità sta nei 32, perché la Juventus di fatto si è magari in maniera affrettata, in maniera errata, ognuno magari chi tifa Juventus può pensare in maniera diversa, oppure la pensa come me, si è autoproclamata colpevole, per cui uno scudetto di fatto, diciamo così, è giusto che gli sia stato tolto. Trovo assurdo che l'altro scudetto poi non sia stato assegnato, quindi secondo la mia logica dovrebbe rimanere non assegnato lo scudetto di quella Juventus se, diciamo così, proclamata colpevole, e viceversa trovo assurdo che l'Inter abbia ricevuto in regalo quello scudetto. Quello scudetto secondo me dovrebbe tornare alla Juventus, quindi secondo me la formazione bianconera potrebbe avere 32 scudetti, però è sotto il discorso, la federazione va avanti con 31 e la Juventus va avanti con i 33 dicendo che sono stati vinti sul campo. È vero, 33 vinti sul campo, però la Juventus è finita in Serie B quando dei propri dirigenti, secondo me in maniera completamente sbagliata, si sono calati giù le braghe di fronte a un tribunale, hanno dichiarato la loro colpevolezza senza magari pensare che c'erano altre formazioni che potevano rischiare di più, però era un periodo abbastanza particolare dove la Juventus era finito nell'occhio del ciclone, poi abbiamo scoperto perché soltanto la Juventus e non magari altre formazioni. Aperta parentesi, parliamo logicamente l'Inter, è quella che potrebbe essere maggiormente coinvolta. Quindi secondo me la via di mezzo potrebbe essere questo 32, ma non è un taraluce vino, è un fatto che quello scudetto che è stato dato all'Inter di fatto deve tornare sulle maglie della Juventus, questo lo penso io, poi magari qualcuno potrà pensare in maniera diversa, però penso che Calciopoli sia molto simile un po' al discorso politico di quando il 24 aprile il 90% dell'Italia era da una parte, il 25 aprile poi si è scoperto che tutti erano partigiani e tutti erano comunisti. Ecco. Bisognerebbe avere una via di mezzo e ricordare che magari anche a livello politico sono state fatte nefandezze incredibili, però la stragrande maggioranza era da una parte, poi il giorno dopo hanno tutti cambiato bandiera, ma questo purtroppo fa parte, secondo me, del mondo del pensiero italico, del voltagabbana che fa parte purtroppo della nostra brutta mentalità della penisola italica. Ecco, io dico anche io la mia. Secondo me bisogna aspettare quelle che sono le motivazioni della sentenza di Napoli, perché a quanto mi risulta saranno piuttosto singolari e saranno molto interessanti e noi li leggeremo insieme ovviamente e poi ne parleremo qui in radio, perché comunque è una questione di cronaca e faremo quella che è informazione, cercando di essere scevri da quelle che sono le nostre passioni sportive. L'importante è informare i lettori, i nostri ascoltatori, ed è quello che faremo sicuramente, l'impegno che ci prendiamo. Assolutamente. C'è una telefonata, sentiamo chi è. Pronto?
Sì, volevo domandarvi, Chi a sei? che anno risalgono gli scudetti della Juventus? Perché mio papà lo ha preso, quello del 1907-1908. Dice come ti chiami? Bianchi, Carlo Bianchi. No, come Carlo Bianchi. Tu? Lei? Io Maria Grazia. Ah, non ho capito praticamente se suo padre cosa avrebbe fatto. Non ho capito la domanda. Ha vinto lo scudetto con la Juve del 1907 e del 1908. Volevo sapere se era o del 1908-1909. Ah, Graziano, vai su internet a Albodoro, andiamo a vedere in quegli anni lo scudetto chi l'ha vinto. intanto Sì, faccio i a proposito- complimenti alla signora. Faccio i complimenti alla signora. Sono 2 scudetti che sono stati vinti dalla Juventus, ma che sono ignorati dalla Federcalcio. Sì, è vero, è una storia molto vecchia che comunque. Sì, è vecchissima, gli origini della Juve. Certo, sì. Guardi, io ho 87 anni, quasi 88. Accidenti. E quindi puoi immaginarsi, sono nata che mio papà ne aveva già 50, quindi... Allora facciamo che sono 35 gli scudetti della Juve, li prendiamo e ce li assegniamo subito. Si fa così. Grazie signora Maria Grazia. Ma Graziano, bisognerebbe, il problema è che il numero di scudetti va a coinvolgere anche tante altre squadre che vantano magari la presenza del vinto dei campionati, perché c'è stato un periodo in cui di fatto si giocavano non soltanto un campionato ma 2 campionati, uno era riconosciuto, l'altro non era riconosciuto, addirittura si parla di campionati in cui una formazione è stata retrocessa, poi non è finita in Serie B perché l'anno dopo c'è stata l'unione di campionati. Diciamo così, erano i primi anni, i pionieri del calcio italiano, per cui non penso, adesso onestamente non mi ricordo, ci sono altre formazioni comunque storiche che hanno più di fatto 120 anni di vita che vantano, diciamo così, il fatto di aver vinto uno scudetto che non sia stato riconosciuto, per cui tornerei probabilmente sul presente, comunque ringraziando tantissimo la persona che ha chiamato, ricordando che veramente potremmo fare una puntata speciale delle formazioni che vantano un credito nei confronti dell'attuale Federcalcio di campionati non assegnati, ma forse anche il Torino c'è di mezzo, sbaglio. Al Torino venne revocato uno scudetto in epoca fascista, adesso non mi ricordo di preciso l'anno, venne revocato. Un altro. Sì, diciamo che certo, sono cose che è bello ricordare perché secondo me comunque vanno ad andare a vangare nella storia del calcio che magari è stata un po' dimenticata, senza fare polemica, però il piacere di raccontare, di ascoltare, anche queste cose secondo me sono molto importanti, quindi è stato molto bello avere questa telefonata e questo ricordo del signor Bianchi, della signora Bianchi. Bravissimo, io 2 mesi fa, mi sembra su Rai Storia, ho visto anche un reportage di un mondiale disputato in epoca di guerra che però non è stato poi riconosciuto dalla federazione internazionale. Di fatto però giocavano delle nazionali militari e anche questo è un dato abbastanza caratteristico, per cui magari con l'estate cercheremo di fare proprio una puntata speciale alla ricerca degli scudetti pretesi da molte formazioni italiane, vinte direi probabilmente nel periodo pre-ventennio. Allora, io ricordo che Carlo Bianchi, che ha giocato nella Juventus nel 1909, ha disputato 4 presenze da titolare nella Juventus all'epoca, andando anche a segnare un paio di gol. Quindi giocò contro il Juventus Piemonte 1-0, Andrea Doria Juventus sconfitta dalla Juventus per 3-1, Juventus Andrea Doria 4-2 nella gara di ritorno, sempre con gol di Bianchi, e Andrea Doria Juventus 0-1 nella bella. Quindi è un giocatore che ha fatto comunque la storia della Juventus in un'epoca in cui si giocava molto meno. Ecco, tornando invece, vedi come sono preparato, io sono proprio bravo, basta pigliare internet. No, immagino che su internet innanzitutto sei stato bravissimo da Google o da qualche altro motore di ricerca a trovare subito una pagina, non so se sei su Wikipedia, su altro. Guarda, sono sul sito. Complimenti per la velocità. Per rispetto della fonte dico che sono sul sito www.uworld.net, Mondo Juve praticamente, ilunga uworld.net, dove praticamente c'è tutto il database della Juventus, dalla prima partita all'ultima. Quindi praticamente sono andato... Però per questa citazione lo vai a chiedere ai proprietari
del sito almeno il gettone pubblicità. Sicuramente andremo. Che dobbiamo devolvere alla radio, ricordando che in questo periodo stiamo raccogliendo i fondi che ci possono permettere dopo 20 anni ancora di andare in onda. Ecco, andiamo invece velocemente, torniamo velocemente a quelli che sono stati i risultati della giornata numero 34. La Juventus ha battuto la Sampdoria, Sassuolo, Palermo hanno fatto 0-0, la Roma sembra rinata al Genoa. Diciamo che le partite che più hanno colpito sono state il pareggio dell'Inter con il Chievo 0-0 e quello del Napoli con il Milan, e la sconfitta del Milan con il Napoli per 3-0. Tu hai visto le due partite, che impressione ti hanno fatto? Ma che il Milan non raccogliesse un punto a Napoli l'avevo previsto alla vigilia e penso che dopo c'era la certezza, dopo qualche minuto, quando il Milan giocava in 10. La formazione rossonera sta toccando, penso, il fondo. Per il secondo anno di fila non c'entrerà l'obiettivo neanche Europa League, e i mali, secondo la società, si chiamavano Allegri, che quest'anno è riuscito a vincere lo scudetto con la Juventus, quando l'allenatore Conte dopo 3 vittorie ha detto cambiatemi 14 giocatori perché questi sono bolliti, e invece Allegri è riuscito a vincere con questi bolliti un campionato e arrivare in semifinale di Champions League e in finale di Coppa Italia. Seedorf è stato cacciato, è stato preso un allenatore che non aveva esperienza. All'inizio dell'anno l'abbiamo detto, Inzaghi dovrà pagare dazio, il Milan al massimo potrà arrivare in Europa League, il Milan non ci arriverà neanche, quindi non mi ha sorpreso la sconfitta netta del Napoli, mi ha sorpreso il pareggio di Inter-Chievo. Non è una battuta, ma mi ha sorpreso soprattutto perché il Chievo strameritava la vittoria. L'Inter è riuscito a portare a casa un punticino importante per arrivare settimo, e ricordiamo che il settimo posto apre il diritto a partecipare all'Europa League dal secondo turno preliminare. Oggi direi che questo posto se lo stanno giocando Fiorentina, Sampdoria, Genoa e Inter. Va segnalato che poi Napoli e Fiorentina fanno le semifinali di Europa League, e qualora Napoli e Fiorentina andassero a vincere l'Europa League, ricordiamo che non liberano un posto, non è che quindi in Europa League poi viene recuperato l'ottavo in classifica, perché è una wild card personale a squadra, e questa squadra l'anno prossimo ripartirà dalla Champions League, però a livello personale, quindi non libera un posto in Europa League. E la cosa caratteristica è che se Napoli e Fiorentina andranno a vincere l'Europa League non partiranno da preliminare, bensì dalla fase a gironi, perché le 4 semifinaliste attuali della Coppa Campioni, della Champions League, che sono Juventus, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, l'anno prossimo ripartiranno tutte e 4 dalla fase a gironi, per cui chi di sicuro andrà a vincere sarà nella fase a gironi, per cui chi vince l'Europa League sarà direttamente in Champions League nella fase a gironi. Questo anche per raccontare, Graziano, un aneddoto, soprattutto un regolamento, perché magari tanti tifosi di Torino, Milan o Palermo speravano che l'ottavo posto poter recuperare un posto Europa League. No, chi vince l'Europa League è una wild card personale, non è una wild card a livello di federazione, quindi i posti sono 7 e l'ultimo per entrare in Europa League dal secondo turno preliminare è il settimo posto. Ecco, sì, ricordiamo anche praticamente che ci sono ben 5 squadre in 4 punti. Sono Fiorentina che ha quota 52, Sampdoria a quota 51, Inter a quota 50, Torino a quota 48 che ha una partita in meno e che battendo l'Empoli potrebbe scavalcare un po' tutti, raggiungendo la Sampdoria a quota 51 al sesto posto. Quindi è una sfida che è ancora molto aperta e che vede Palermo e Milan comunque lontane a quota 43 a 5 punti dal Torino, quindi praticamente tagliate fuori definitivamente ormai. La notizia del fine settimana è che Touchball, Mr. B Touchball è praticamente è evaporato. Berlusconi ha dichiarato di aver deciso di mantenere il 51% del Milan, però non si capisce se l'ha dovuto mantenere perché questo qui è arrivato senza soldi o se veramente c'è stato un gesto d'amore. Io propendo più per l'ipotesi del fatto che Mr. Touchball fosse solo uno speculatore che ha cercato un po' di fama. Tu cosa ne pensi? Ma secondo me c'è un discorso anche economico, perché all'inizio dell'anno si diceva che il Milan, quindi 100% delle quote societarie, avessero un valore di 400 milioni di euro, considerando che il Milan negli ultimi 2 anni per le pessime prestazioni sportive aveva perso qualcosa come il 20%, cioè scendendo da 500 milioni di euro a 400 milioni di euro. Quindi se il Milan valeva a settembre 400 milioni di euro, adesso non ne può valere di colpo 1 miliardo, per cui trovo abbastanza strane le cifre. Cioè, se Berlusconi vuol vendere
il 49, il 51%, vuol dire che di fatto vuole incassare quantomeno 200 milioni di euro. Questa è la cifra che il Milan può prendere. Berlusconi non può pretendere 500. Secondo me proprio c'è una differenza incredibile fra l'attuale valore della società Milan e quello che la società rossonera pensa di vendere. Poi magari Berlusconi vuole 1 miliardo, perché poi andiamo a scoprire che va a vendere tutta Finides, però è un altro discorso. Se i cinesi oltre al Milan vogliono prendersi la Finides e poi andare a costruire lo stadio del Milan, possono dirlo subito, però secondo me è un discorso completamente diverso. Il Milan cerca un partner forte che possa mettere almeno 200 milioni di euro. Questo è quello che probabilmente dall'est sono pronti a dare. Silvio Berlusconi vuole una cifra che è quantomeno il doppio. Secondo me, essendo fuori dalla realtà, come può essere il suo pensiero tecnico di un Milan che quest'anno potesse puntare addirittura allo scudetto, dicendo Inzaghi potrebbe essere il nuovo Conte, la Juventus era partito senza Conte, senza Coppa Europea, ha vinto lo scudetto, però tutti abbiamo detto ma andate a vedere la rosa che aveva la Juventus 3 anni fa e la rosa del Milan di quest'anno. Ieri il migliore in campo del Milan forse è stato il proprio portiere. Se il Milan ha preso soltanto 3 pere, passatemi questo termine forte, a Napoli, però voluto, è stato proprio per merito del proprio portiere, che ha fatto un'ottima prestazione e ha permesso al Milan di uscire soltanto 0-3 da San Paolo contro il Napoli. Ecco, sempre per quanto riguarda il Milan, io non ho preso in maniera molto confortante per i tifosi del Milan, non so tu come la prendi, il fatto che si dica che comunque in ogni caso, sia che resti Berlusconi sia che arrivi un altro presidente, Galliani è confermato. Adriano Galliani è il principale responsabile dei risultati del Milan degli ultimi anni, come era stato sicuramente responsabile dei successi del Milan degli anni precedenti. È sicuramente una persona valida, non è che si è rimbambito all'improvviso, però o cambia la sua filosofia di fare il mercato o secondo me comunque può essere un peso per il Milan. Tu come la vedi? Non è un peso a livello economico del Milan, perché non vorrei dire un'eresia, ma da settembre Adriano Galliani percepisce lo stipendio da Fininvest e lo andrà a percepire fino al 2019. È un peso perché il sistema Galliani porta soltanto giocatori a parametro zero che fanno poi aumentare il tetto ingaggio del Milan, e soprattutto perché la società rossonera non ha i 20 milioni di euro da pagare per la liquidazione di Adriano Galliani. Dovrebbe metterlo alla porta dandogli la liquidazione. Milan non tira fuori questi 20 milioni di euro e quindi continua a tenersi questo amministratore delegato per la parte sportiva, mentre Barbara Berlusconi è l'amministratore delegato per la parte economica. Quest'anno Galliani sul mercato ha fatto benissimo, mentre la figlia di Berlusconi quantomeno ha portato a casa per i prossimi 4 anni ancora una ottima sponsorizzazione con la Fly Emirates, per cui il Milan purtroppo vive su questa situazione, deve riuscire a sbolognare, scusate per questo termine poco giornalistico, però la situazione deve tagliare il cordone ombelicale, diciamo quest'altro termine più pesante, nei confronti di Adriano Galliani, e ripartire probabilmente dal settore giovanile, ripartire dal fatto di avere dei giocatori che arrivano in prima squadra come Cristante o altri, però decidendoli di farli giocare e non di cederli all'estero, e poi magari di smettere di fare certi cambi abbastanza particolari col Genoa, prestiti o altre situazioni, perché dire che l'acquisto azzeccato del Milan è stato Menez a livello di parametro zero quest'anno, soprattutto per quello che ha reso, anche se l'espulsione dell'ultimo turno di campionato probabilmente è andato a farli diciamo così, terminare in maniera non ottimale questa ottima stagione comunque di Menez al Milan. Però da dire si sono salvati pochissimi giocatori, no? Colpa va la dirigenza, non si dà al Milan, non si dà una formazione come il Milan a un allenatore che non ha esperienza, e l'abbiamo detto. Velocissimo in un minuto. Tramacioni all'Inter e Ferrara alla Juventus, velocissimo in un minuto, Daniele. Pronostico delle 2 sfide di questi giorni, cioè Parma-Cagliari, se il Cagliari può puntare a tornare a salvarsi, e Torino-Empoli. No, penso che il Cagliari ormai sia già retrocesso, il Torino potrebbe superare l'Empoli. Pensavo che mi chiedessi pronostici di Champions, ma mi fermo qui di Serie A. Sì, no, te li chiederemo la prossima volta, per adesso ce lo teniamo per la seconda parte. Io ti saluto, ti ricordo che comunque qui a Radio Padania abbiamo lasciato un conto aperto al bar a nome tuo, quindi devi passare a pagare. Diciamo che non è proprio come il debito pubblico, ma ci siamo quasi. Ci sentiamo prossimamente. Va bene.
Assolutamente, grazie a te Graziano e buon proseguimento di puntata con Calcio Parlando su Radio Padania. Ehi, l'avete comprato il biglietto della sottoscrizione a premi a sostegno di Radio Padania? Presto! Il 17 maggio c'è l'estrazione. Pensate che con solo €1 potreste vincere una cucina completa di elettrodomestici, un mobile da bagno, un weekend per 2 persone in una beauty farm, una bicicletta e tanti premi a sorpresa. Richiedete i biglietti della sottoscrizione a premi in tutte le sezioni alle feste della Lega Nord. Con soltanto €1 aiutate Radio Padania. Informazioni al 348 30 36 468 348 30 36 468. Nero Giardini, calzature e abbigliamento. Nero Giardini, per chi ama lo stile italiano. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo. Fino al 17 maggio Arca Planet sostiene i trovatelli di EMPA. Una donazione per ogni spesa sopra i €30. Arca Planet, i supermercati per animali. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera, diamo voce alla nostra gente. E ben ritrovati in studio da Graziano Campi, da Calcio Parlando, dalle frequenze di Radio Padania Libera, per la seconda parte della nostra trasmissione, nella quale andremo a parlare di quelli che sono le prospettive della settimana sportiva, parlando di Champions League, di Europa League, insieme ad Alessandro Gazzara da Torino, che è collegato con noi. Ciao Graziano e buongiorno a tutti. Ciao Alessandro, allora andiamo subito ti ricordo che intanto è tornato Amadasi, quindi stai attento a quello che dici, perché tu sei quello che l'ha sempre criticato quando non c'era e ti prendi la responsabilità, mentre io ne ho sempre parlato bene. Io ho mangiato e bevuto a nome suo al cambio a vari ristoranti comunque molto famosi tra Torino e Milano, e tutti molto costosi. Ho fatto anch'io altrettanto. Allora, partiamo subito con una notizia un po' particolare. Ricordiamo che domani sera ci sarà una super sfida tra Juventus e Real Madrid a Torino per quelle che sono le semifinali di Champions League, e c'è stata questa bomba che è esplosa praticamente stamattina, secondo cui Andrea Pirlo ha dichiarato che se dovesse vincere la Champions League lascerebbe l'Italia. Dopo Tevez, che ha nostalgia del Sud America, anche Pirlo guarda un po' lontano da Torino. I tifosi della Juve dovrebbero cominciare ad essere preoccupati o no? Considerando che anche Pogba, c'è Raiola che lo sta portando in tutte le sedi delle società più quotate in Europa. Preoccuparsi no, anche se logicamente insomma la probabilità di perdere almeno sicuramente uno di questi giocatori c'è. Non mi stupisce, perlomeno a livello personale, il fatto che Pirlo abbia espresso questo desiderio, anche perché insomma l'età comincia probabilmente anche a farsi sentire. Per lui è stato il quinto scudetto consecutivo e credo che sia lecito anche a un certo punto della carriera magari voler provare anche qualche altra esperienza, però insomma è lo stesso Pirlo che aveva detto no alla nazionale, salvo poi accettare nuovamente la chiamata. Quindi insomma bisogna un attimino prendere con le pinze, anche perché insomma sono dichiarazioni fatte magari adesso, quando c'è la soddisfazione di aver raggiunto un altro obiettivo, sia ancora in corsa per altri. Io credo che
prima di pensare a eventuali eccezioni, anche gli stessi comunque giocatori abbiano voglia di farlo comunque a mente fredda. Io ti dico, su Pogba continuo a sostenere, ma questo già da gennaio, che comunque non andrà via durante quest'estate, ma molto probabilmente lo farà la prossima. Sul resto vedremo, insomma. Certo. Tu come vedi la sfida di domani? È sicuramente una sfida ricca di fascino, ovviamente, per la storia che ha dietro, e credo che comunque sarà qualcosa di combattuto, perché in molti danno, secondo me, in maniera un po' troppo scontata la vittoria del Real Madrid, ma comunque gli spagnoli arrivano ad affrontare una Juve che si ritrova col morale a 1000 e sicuramente può dire la sua, anche perché nei confronti anche quelli più recenti è una Juventus che non ha mai, diciamo, sfigurato, perché se ricordiamo la sfida a Madrid, quella dove finì in 10 uomini, comunque sostanzialmente alla fine non meritava la sconfitta e giocò molto molto bene tutta la partita. E se si ricorda poi anche la partita di Torino, ci fu un Casillas in forma strepitosa che parò veramente l'impossibile. Quindi io credo che sarà una doppia sfida tutta da guardare, e fino all'ultimo ci sarà da vedere chi passa delle due. Ecco, invece per quanto riguarda le squadre italiane impegnate in Europa League, un parere su quella che sarà la sfida tra Napoli e Dnipro, che sembra sulla carta abbastanza abbordabile per i giocatori partenopei, e su Fiorentina-Siviglia, dove per i toscani invece l'impegno sembra più ostico e più difficile. Beh, sicuramente giocare contro il Siviglia per la Fiorentina non è una cosa delle più facili, anche perché insomma arriva dalla vittoria allo Juventus Stadium di questa competizione, quindi insomma è una squadra che è abituata anche a giocare queste partite, questi appuntamenti, e pur magari avendo cambiato comunque molto della sua squadra, ha mantenuto quella che è una mentalità sostanzialmente da squadra che vuole vincere, e quindi sicuramente la Fiorentina si trova davanti forse la squadra più difficile da affrontare, anche perché insomma, l'ultima sfida contro proprio il Real Madrid è finita 3-2 per il Real, ma con un Siviglia che ha ampiamente giocato, ampiamente fatto vedere bel calcio. Per quanto riguarda la sfida tra Napoli e Dnipro, il Napoli è ovviamente la squadra favorita. Attenzione però a non sottovalutare questo Dnipro, perché è arrivato fin qui, non so in quanti onestamente se l'aspettassero, e non vorrei che magari affrontarli, non diciamo pensando che non siano all'altezza, ma pensando che magari siano di livello inferiore rispetto a altri avversari, può portare a subire dei brutti scherzi. Ecco, sì, sono d'accordo anch'io. Probabilmente sarà difficile che la Fiorentina batta il Siviglia, però penso che i giocatori toscani possano fare l'impresa, anche se sto notando che ultimamente le squadre italiane sono molto sulle gambe. La Fiorentina ha vinto domenica contro il Cesena, ma aveva perso 4 partite di fila. Il Napoli è stato altalenante per tutta la stagione, e la stessa Juventus secondo me è abbastanza in calo in questo finale di mese di aprile e mese di maggio. Ci sono state 2 sconfitte piuttosto pesanti con il Parma e col Torino, non nel risultato ma quanto in quello che hanno significato viste le premesse. C'è stato qualche pareggio. Bisogna capire se le squadre italiane impegnate in Coppa stanno tirando un attimino i reni in barca per poi esplodere nella competizione europee, o se probabilmente la preparazione che è stata fatta a inizio anno non prevedeva che si sarebbe arrivati fino a questo punto in Europa, e che quindi le squadre siano arrivate abbastanza scariche. Beh, guarda,
a livello personale, appunto, penso che sia la Fiorentina comunque che il Napoli un po' tutto l'anno hanno fatto vedere, diciamo, un rendimento appunto non dei più costanti, ma poi non c'è da dimenticare che sono comunque due squadre di due piazze molto accalorate, molto calorose, quindi dove è facile anche accedere magari agli entusiasmi e condizionare anche poi magari quello che è il rendimento anche della squadra stessa. Su queste due però voglio credere una cosa, che le due partite europee siano quelle dove si concentrano poi maggiormente le energie, anche perché è vero che la Fiorentina ha perso 4 partite, ha vinto adesso con tra l'altro il gol di Alberto Gilardino, però credo che quando arrivi a questo punto ci siano delle motivazioni comunque in più, che se anche qualcuno è sulle gambe verrà fuori la maggior tecnica. Il Napoli, se vogliamo, è anche lì una questione molto sulla testa, ma anche sul fatto che ogni tanto Benitez sinceramente cerca di fare di tutto, mettendo magari giocatori che sono palesemente più stanchi di altri e tenendosi Gabbiadini magari per i 20 minuti finali, quando Gabbiadini spesso è capitato in questa stagione che comunque giocando gli ultimi 20 minuti finali faccia più di tutto l'attacco messo assieme che ha giocato nel resto della gara. Per quanto riguarda la Juve, credo almeno che le ultime partite, anche con quelle sconfitte, siano frutto proprio del fatto di giocare comunque, di dover giocare impegni così importanti verso la fine della stagione, senza dimenticare che ci sono stati comunque degli infortuni che hanno pregiudicato, secondo me, quello che poteva essere il rendimento della squadra di Allegri. Secondo me c'è da segnalare una cosa molto importante a cui si fa, secondo me, poco caso, intanto che Pirlo nelle ultime 2 gare ha ripreso ampiamente a giocare da Pirlo, e nell'ultima fase di campionato è cresciuto molto Patrice Evra, che secondo me è un giocatore fondamentale per quello che è la realtà juventina, perché è un giocatore che ha la mentalità per giocare determinati impegni e riesce anche oltretutto a trasmetterla a livello caratteriale al resto del gruppo. E quindi appunto io poi le ultime 2 partite in realtà li ho visti abbastanza bene gli uomini di Allegri, quindi adesso vedremo. Insomma, certo è che se si pensa di andare in vantaggio con il Real Madrid e poi di gestire il risultato, insomma, bisogna un attimino vedere. Non è il Monaco, il Real Madrid non è il Monaco. Sì, soprattutto non è una squadra in media italiana con cui puoi farlo, cioè non puoi pensare di trincerarti comunque e giocare relativamente in maniera difensiva quando basta una giocata di un campione che può veramente sbloccarti la partita. Ecco, ti chiedo un parere, chiusa questa parentesi legata alle coppe, ti chiedo un parere sulla giornata di oggi. Oggi è il 4 maggio, tu sei piemontese, sei torinese, sei di Torino e sai che questa data ricorda molto, è molto importante per molti tifosi del Torino. È una data che noi sabato scorso abbiamo fatto uno speciale ricordando l'Eisel, che ripeteremo in occasione del 29 di maggio, faremo ancora qualcosa per ricordare quello che è successo quella volta, perché tutto sommato siamo convinti che queste tragedie uniscano i tifosi, uniscano il tifo. Nel dolore purtroppo a volte non succede ed è un messaggio sbagliato. Come vive la città di Torino a distanza di così tanti anni questa che è stata una tragedia? Ricordiamo lo schianto di Superga del Grande Torino, in cui persero la vita molti giocatori. In queste ore ci sono state comunque delle ricorrenze ed è una notizia che anche l'Empoli manderà una delegazione a Superga per ricordare le vittime di quella tragedia. Tu cosa ti senti di dire? Come vedi questa situazione? Quindi come vedi anche il discorso relativo al fatto che le tragedie dovrebbero unire e non dividere i tifosi? Io guarda, ho un occhio particolare verso la tragedia di Superga, di profondo rispetto per
quella che è stata una squadra che ha portato a sognare l'Italia in un periodo molto difficile. Ne ho un ulteriore rispetto perché il mio caro nonno, pace all'anima sua, ha giocato nella primavera del Torino, cioè nei giovani del Torino più o meno in quegli anni, quindi c'è anche, oltretutto, questo lo segnalo, l'allenatore del Grande Torino era suo vicino di casa perché abitava un piano sotto in Corso Duca degli Abruzzi, chi è torinese conoscerà la zona, e poi oltretutto sono anche mio papà all'Eisel c'era, quindi insomma sono cresciuto con quei racconti anche di quella partita. Detto questo, la città la vive come sempre con una forma di grandissimo rispetto, che è la cosa più bella, secondo me, al di là di troppa beceraggine da una parte e dall'altra in questi anni sulle due tragedie. Credo che le persone intelligenti, grazie a Dio a Torino ce ne sono tante, abbiano in oltremodo un'aura di rispetto per quelle che sono state due tragedie che nella profonda rivalità che c'è hanno reso le due tifoserie quasi sorelle in quelle che sono due bruttissime tragedie, due pagine nere comunque del calcio italiano, perché in entrambe sia a Superga abbiamo perso dei miti dello sport italiano, e con l'Eisel abbiamo perso, secondo me, un po' di quel romanticismo del calcio, oltre ovviamente alle vittime che ci sono state, ma secondo me la lettura migliore di queste due tragedie credo sia questa, e credo, spero, mi auguro che in entrambe le ricorrenze non ci siano deficienti che vadano a mettere scritte, che imbrattino delle lapidi relative a queste due tragedie. Lo auguro veramente che vinca il rispetto e che continui soprattutto ad esserci il rispetto. Sono d'accordissimo con te. Abbiamo fatto una parentesi seria, torniamo a dire stupidate, perché mi è appena arrivato in mano un giornale che dice: dopo quasi 3 anni insieme, Tiger ed io abbiamo deciso di comune accordo di porre fine al nostro rapporto. Arriva via Facebook l'annuncio a sorpresa di una delle coppie più glamour del mondo dello sport. Lindsey Vonn e Tiger Woods si sono lasciati. Allora io, visto che sono qua, dico a Lindsey Vonn che io sono single, quindi se vuole prende il telefono, chiama Radio Padania, chiede il mio numero di casa e io ci sono. Poi, quindi andiamo avanti con la trasmissione. Come? Lo sponsorizzo, sponsorizzo, cara Lindsey, il buon Graziano è un'ottima partita. Sì, so fare anche da mangiare se serve. Sono davvero contento di questa notizia e passiamo quindi a parlare un po' di Serie B. Parliamo un attimo di Serie B, perché c'è stata una notizia che è arrivata stamattina, oggi pomeriggio, che mi ha lasciato abbastanza perplesso. Il Bologna ha esonerato l'allenatore, Diego Lopez, che praticamente era allenatore del Bologna da inizio stagione, è stato esonerato dopo la sconfitta con il Frosinone per 2-1 a Frosinone di sabato scorso, e al suo posto è arrivato Delio Rossi, che prenderà in mano i Felsinei con una clausola che praticamente sostiene che Delio Rossi sarà confermato in caso di promozione. Andando a guardare quella che è la classifica, ricordo che il Bologna in questo momento è quarto a quota 63 punti, a pari punti con il Vicenza, e che quindi probabilmente andrà a fare gli spareggi. Però il Frosinone, che è secondo, è a 67 punti, quindi a 4 punti in più, anche in virtù della vittoria con il Bologna rispetto ai Felsinei e ai Vicentini. Però io mi chiedo se a 3 gare dalla fine, prima che inizino i playoff, ha senso cambiare un allenatore. Secondo me è una follia più che totale, cioè poi bisogna vedere che dinamiche si erano create all'interno dello spogliatoio, ma in genere se anche volevi dare una scossa di un certo tipo, secondo me un cambio del genere, se proprio volevi farlo, dovevi farlo molto prima. Io credo che se sono arrivati comunque a questa decisione è perché si è creata qualche tipo di frattura incolmabile tra giocatori o tra giocatori e tecnico, tra tecnico e società, perché una scelta del genere
rischia da un lato magari sì di dare la scossa, ma dall'altro può essere anche che comunque sia un fattore in negativo che condanni di fatto poi il Bologna a stare ancora in Serie B, perché non è cambiando un allenatore a questo punto della stagione, per quanto mi riguarda, che si riesce poi ad arrivare in Serie A, anche perché mi sembra che il Frosinone, comunque che già davanti, ha dimostrato di averne di più del Bologna, ma anche Vicenza, Spezia e comunque anche il Perugia, secondo me, nell'arco di tutta la stagione hanno fatto vedere un calcio decisamente migliore. Forse questo Bologna americano aveva bisogno un attimino di un po' più di tranquillità, di compattarsi. Ho sempre sentito un po' troppe critiche sia all'allenatore che ai risultati della squadra. Ha speso anche tanto il Bologna, Sì, perché ha speso comunque anche tanto. ha molti giocatori che potrebbero essere in Serie A. Non ha speso così bene però, perché comunque sia tanti acquisti anche a gennaio, sai, sono quelle cose che possono servire da un lato, ma anche possono far rimettere in discussione degli equilibri che si creano nell'arco dei primi mesi, e se poi si riesce a stabilire dei nuovi equilibri, bene, si va avanti. Se no si rischia di fare una cozzaglia, come mi sembra il Bologna fosse diventato ultimamente, e quindi poi si rischia concretamente di non salire. E secondo me sarà questo poi il destino del Bologna, perché per quanto ritenga bravo Delio Rossi, non ha la bacchetta magica, e appunto, come dicevo già prima, secondo me ci sono squadre decisamente più in forma del Bologna, perlomeno in questo momento. Poi sai, playoff, partite secche poi cambiano relativamente tutto. Sì, mi permetto anche di dire che purtroppo, vista l'incertezza del nostro campionato, vista l'incertezza della nostra federazione, della Lega Calcio, non è neanche detto che i risultati sul campo poi vengano confermati a fine stagione, perché già bisognerà capire cosa faranno del Parma, perché il Parma retrocede, ma non dovrebbe avere i requisiti per essere iscritto in Serie B. Quindi sostanzialmente o si fa una Serie B monca a 21 squadre, oppure si va a ripescare qualcuno, e quindi allora quelli che stanno giocando adesso per non retrocedere in realtà stanno giocando per non... Insomma, è una confusione che in questo momento non se ne esce. Le stesse squadre che lottano per la promozione, il Vicenza addirittura è stato ripescato dalla Lega Pro lo scorso autunno. Adesso potrebbe arrivare in Serie A, ma non si sa se avrà le risorse economiche per restare in Serie A. Quindi in mezzo a tutto questo sappiamo che cosa ha detto Lotito, sappiamo che Lotito a vedere Carpi e Frosinone in Serie A gli verrà un po' il coccolone, anche perché il derby col Frosinone magari lo va anche a perdere l'anno prossimo, non si sa mai. E quindi è una situazione parecchio confusa, che comunque non fa, secondo me, il bene del calcio italiano. Abbiamo una federazione che perde tempo a litigare sul numero degli scudetti, ma che a distanza di 8 mesi, forse anche di più, quasi 10 mesi dalla elezione di Carlo Tavecchio, non è ancora riuscita a darsi una parvenza di credibilità. Non so se tu sei d'accordo con me. Ma il problema secondo me sta a monte, cioè è una cosa allucinante il fatto che comunque non ci sia prima dei campionati comunque un certo tipo di controllo a livello economico. Io ti faccio un esempio banalissimo. Il campionato francese di hockey su ghiaccio, andiamo a prendere un altro sport di cui abbiamo già parlato, ha un sistema di controllo economico secondo cui tu ti iscrivi se hai determinate carte in regola. Ecco, scusa un secondo. Ricordo che noi abbiamo parlato di hockey su ghiaccio, e quando ne abbiamo parlato abbiamo detto che l'Italia aveva possibilità di passare, ha perso le ultime 2, è stata eliminata, quindi se ci beccano quelli dell'hockey su ghiaccio stiamo freschi, eh? No, ma guarda, sono stati tutti molto simpatici, abbiamo già risolto. Meno male. No, comunque, per spiegare in brevissimo tempo il ragionamento, la federazione francese permette alle squadre di iscriversi se hanno determinati parametri economici
in regola. Se non sei in regola col bilancio, devi concordare con la federazione dei piani di rientro del debito che tu hai. Abbiamo una telefonata, Alessandro. La mandiamo al volo? Pronto? Sì. Sì, ciao ragazzi. Allora, state parlando di soldi, no? E di bilanci, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Allora, qua in Italia, già da cominciare dalla Lazio, la quale era stata, diciamo, facilitata per un pagamento, mi sembra, di qualcosa come 300 milioni di euro, gli erano stati spalmati in vari anni, no? È una cosa vergognosa. Se tu pensi che noi come Presidente della Federazione Italiana adesso abbiamo uno che mi sembra che sia inquisito, no? E questo dice tutto. Ora, quando una squadra spende miliardi per comprare dei brocchi, prima di tutto, vabbè che dopo viviamo in un mondo di liberale, eccetera, ognuno può fare quello che vuole, ma è una vergogna. Quando uno spende dei miliardi per comprare dei brocchi, come presidente innanzitutto dovrebbe essere cacciato via. Ci dovrà essere un gran giurì che lo ritiene non idoneo a portare avanti una società. A questo punto vedrai che ci sarà un calmiere su tutte le cose. Padania Libera. Ciao, grazie. Sì, sono d'accordo con te, Chiudiamo velocemente, Alessandro. Interessantissimo. Sì. Chiudiamo velocemente, Alessandro. Stavi dicendo, certo, guarda, abbiamo ancora 3 minuti, Abbiamo ancora 3 minuti, dimmi. Lo faccio velocissimo. In pratica, se tu non hai i parametri in regola, concordi con la federazione un piano di rientro delle cifre che tu devi, e l'anno dopo, se tu non sei in regola con questo piano di rientro, retrocedi, non ti fanno iscrivere a quel campionato. Ci sono squadre che per inadempienze economiche hanno dovuto ripartire dalla Serie C. Certo. Quindi potrebbe essere adesso un sistema, comunque questo è uno, ma ce ne sono tanti, ma un sistema di questo tipo che garantisca promozioni, retrocessioni sul campo, ci deve essere. Cioè non è possibile che abbiamo magari il Vicenza al terzo posto, ma il Vicenza non ce la fa e ne viene su un altro. Cioè, è allucinante. Sì, sono d'accordissimo con te. Tornando a quello che aveva detto il nostro ascoltatore, al quale rispondo che sicuramente c'è troppo lassismo in queste cose. Servono dei controlli, serve una federazione più forte, più importante. È una situazione piuttosto imbarazzante in questo senso. Alessandro, ti chiedo, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo, ti chiedo il pronostico secco sulle prossime sfide. Quindi, visto che tanto che non c'era Daniele, non gliel'abbiamo fatto fare lui, ricordiamo ancora a Lindsay Vonn che io sono libero, deve solamente chiamare in redazione, gli faremo avere tutti i miei estremi. Ti chiedo quindi di farmi un parere, di darmi un pronostico su Juventus-Real Madrid e su Napoli-Dnipro e Fiorentina-Siviglia. Ma su Juventus-Real Madrid, ma io voglio essere ottimista. Dico 2-0 per la Juventus, poi non accadrà sicuramente. Per quanto riguarda Siviglia-Fiorentina dico 1-1 e Napoli-Dnipro invece no, penso che sarà una vittoria tranquilla del Napoli, anche 2-3-0. Perfetto, non Alessandro. Non si avvererà nessuna di queste, quindi ti veniamo a cercare sabato prossimo se hai indovinato o se hai vinto qualcosa, faccelo sapere. Ok. Allora ti saluto, Alessandro, ci sentiamo alla prossima. A presto, ciao! Ecco, direi che noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Saluto Roberto Colombo che mi ha raggiunto in regia. Io sono Graziano Campi, Calcio Parlando chiude qui. Ci vediamo sabato prossimo. Arrivederci. Avete ascoltato Calcio Parlando. Non lasciare il